Avrai cura di tutto quello che ti ho dato. Dimmi, siamo nella stessa lacrima, come un sole e una stella, luce che cade dagli occhi, sui tramonti della mia terra, su nuovi giorni, sì, ascoltami. Ora so piangere, so che ho bisogno di te, non ho mai saputo fingere, ti sento vicino, il respiro non mente, intanto dolore, niente di sbagliato, niente, niente, siamo nella stessa lacrima, come un sole e una stella, luce che cade dagli occhi, sui tramonti della mia terra, su nuovi giorni in una lacrima, come un sole e una stella, luce che cade dagli occhi, sui tramonti della mia terra, su nuovi giorni, sì, il sole mi parla di te, la luna mi parla di te, anche se dentro una lacrima, come un sole che è una stella, luce che cade dagli occhi, sui tramonti della mia terra, su nuovi giorni in una lacrima, come un sole e una stella, luce che cade dagli occhi, sui tramonti della mia terra, su nuovi giorni, ascoltami, 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 ascoltati. Ah. Bravissima, bravissima, buonasera, buonasera. E che sera, avete sentito che bella voce? Ma non solo, Sara Merlo è accompagnata dal suo papà Giuseppe, detto Beppe, che era più emozionato di lei questa sera. Buonasera, grazie di essere venuti. Ascolta, cosa vuol dire avere il tuo papà vicino che ti accompagna con queste notte bellissime? Beh, è un'emozione, è bello. È bello? È una forte emozione, sì. È una forte emozione. E tu Giuseppe, detto Beppe, cosa vuoi dire? Adesso che siamo partiti, dai, abbiamo rotto il ghiaccio. Sì, abbiamo rotto il ghiaccio, dai. Niente, sono contento per lei più che per me, che ormai sono abituato a suonare un po' in giro, è giusto che lei, che è giovane... Ma quanto bene vuoi a sta figlia? È l'unica che ho e mi è quasi morta da bambina, quindi è tutta una cosa a sé.
e poi allora racconteremo qualcosina senza andare nei particolari. Perfetto. Ma vi presento subito gli ospiti di questa sera. Io non ho mai rincorso tanto una persona nella mia vita come ho rincorso Fulvio Marotto, inventore, eccolo qua, finalmente ci sono riuscita questa sera. Buonasera Fulvio, Buonasera. Vicino a lui c'è Francesca Chester, architetto, e poi sentirete Buonasera. che è architetto, mentre alla mia sinistra abbiamo Pierluigi Favaro, che è un pensionato, ma un pensionato speciale. Vicino a lui abbiamo mamma Coraggio, Angela Seno, che Buonasera. voi riconoscete perché l'avete già vista, ma vedrete cosa vi faremo vedere questa sera. Allora, io partirei subito col Deus Machina, questo uomo, Fulvio Marotto. Allora, io l'ho conosciuto anni fa. Cos'ha Fulvio? Fulvio non aveva le gambe, senza mani, col naso un po' rifatto. Francesca, sentirete, glielo sta rifacendo. Cosa è successo, Fulvio, nella tua vita? Stai tranquillo, perché lui ha detto: Mino, sono buon parlare, non ti preoccupare, vai tranquillo. No, come vai tranquillo? Fammi le domande e ti rispondo. Allora, cosa è successo nella tua vita? Rifaccio la domanda. Cosa è successo dal momento che ho perso i pezzi? Ho preso un'influenza, come le prendiamo tutti gli inverni, solo che si è trasformata, ha fatto una CID e ho perso, in poche ore, ho perso le mani, le gambe e il naso. In quel momento cosa hai provato, Fulvio? Non era ancora tanto, in qua per il 40 di febbre non è che sei tanto sveglio. E quando ti sei Quindi svegliato ho fatto un cosa po' hai di provato? settimane di rianimazione, quindi una storia lunga, non è che hai un momento, c'è un percorso lungo. E in questo percorso cosa hai provato? Beh, La voglia di vivere, no, però. in rianimazione ho fatto due vite parallele, una reale e una Che eri sempre da sospeso. sveglio, ma una in sogno ma sempre da sveglio. E poi quando esci dalla rianimazione devi pensare, no, ci pensavo già prima perché ormai le mani e le gambe ho visto che erano perse, quindi già pensavo come rimettermi in piedi, già dal letto. Già dal letto. E poi dopo un anno che sono uscito, dopo una settimana, due, mi sono messo in piedi, vagamente, insomma, andavo in bici, in macchina. Voi non avete idea la voglia di vivere che ha questo uomo, questo giovane uomo, perché è ancora giovane. Voi non avete idea cosa riesce a fare, perché lui le protesi se le fa lui, sono sue, facciamole vedere. Guardate, allora queste erano d'oro, però per arrivare dai veneti schiacciati vi ho detto non posso dare con le protesi d'oro. Un po' di Allora soft. 10 minuti prima di arrivare qua lui ha dipinto col nero le protesi d'oro, perché non può arrivare qui da noi con le protesi schiacciate. Partiamo col servizio e capirete. Ciao, sono Fulvio Marotto, sono nato in Svizzera, nel 2003 ho preso un'influenza, ho fatto setticemia, ho perso le gambe, le mani e il naso. Dopo un anno di ospedale sono tornato a casa e dopo qualche giorno mi sono costruito un paio di protesi per poter andare in macchina, perché non avevo le gambe. Il ricordo più importante che ho avuto è essere andato al supermercato da solo, quindi il giorno che mi sono sentito autonomo, perché sennò avevi sempre bisogno di qualcuno per spostarti. Dopodiché io ho cominciato ad andare in bicicletta e già dopo una settimana riuscivo a muovermi, quindi a andare dove volevo in bici, perché in carrozzina non riesci a muovere gli scalini, è un casino muoversi, specialmente senza le mani non è semplicissimo. E poi via via ho cominciato a sviluppare questo nuovo sistema, perché le prime protesi mie erano in alluminio, erano proprio una cosa molto molto improvvisata. Poi ho cominciato a farle con le fibre, quindi con stampi e con gesso, e fino ad arrivare adesso che cammino insomma quasi meglio di prima. Ad esempio scio meglio di prima, patino meglio di prima, guidare la moto guido meglio di prima. E tutto questo perché studio dei sistemi che mi aumentano la velocità dell'automatismo. Io faccio il meccanico, carrozziere, faccio tuttora. Quando sono andato a farmi le protesi su un grosso centro d'Italia, ero già andato con le mie protesi
quelli che mi ero costruito, non avevo neanche i piedi perché avevo le mezze lune ancora 9 anni fa, 8-9 anni fa, e sono andato a farmi ste gambe. Poi sono uscito dal centro protesi dopo una settimana, 3-4 giorni, e camminavo meglio con le mie. Quindi tornato a casa e ho ricominciato a costruirle da me, quindi ho detto se io in 2 mesi ho fatto meglio, quindi tanto vale che managgio, e quindi ho continuato a sviluppare quello che stavo facendo. Sono finanziato in parte con l'Università di Trieste, con l'Aria Science Park, che sta finanziando i brevetti. Adesso quando si fa un invaso, una protesi, si prende la forma col gesso, tipo quando tiro un braccio ti fasciano e prendono la forma, dopodiché si danno delle pressioni diverse, quindi come fare una scultura. Il sistema che ho brevettato io salta questa fase di fare la scultura, quindi fai lo stampo direttamente la protesi, quindi molto più veloce e chiaramente molto più efficace, nel senso, ad esempio, una cosa più importante di questo è che con questo tipo di amputazione io posso, ho un calzino normalissimo, quindi non ho cuffie di silicone, nessuno cammina con questo tipo di amputazione senza cuffie di silicone, e io posso cambiare le gambe molto più veloci che una persona normale e andarmene tranquillo. Questa è la prima moto al mondo che si può guidare senza tutti i 4 gli arti. La cosa importante di questo adattamento è che non ha chiesto nemmeno il nulla osta, perché non ha toccato nessuno dei comandi originali. Praticamente io regolo la forza d'ancoraggio facendo questa torsione, quindi facendo così io posso tirare, però sono svincolato. Questa è la carrozzina della campionessa olimpica di sci Francesca Porcellato, gli abbiamo consegnato la carrozzina. Allora, questa è la carrozzina che ha vinto le Olimpiadi, ha vinto la medaglia d'oro di fondo, di lei fatta su misura, quindi compressa, l'abbiamo stampata col gesso, abbiamo fatto uno stampo in fibra, quindi questa è lei in tutto e per tutto dalla schiena fino ai piedi. Abbiamo riempito di gesso questa forma e poi li abbiamo rifatti in carbonio. Questo è un ragazzo di Venezia che ha perso tramite un incidente ha perso la forza del braccio, quindi ha il braccio attaccato al collo, sai. Quindi questo serve per mantenere il braccio senza avere il laccio sul collo. Questa è la manina di una ragazzina che è rimasta senza mani, che vuole andare in canoa. Va messo così e va inserito così. Questo è uguale, però non ha la mano, è amputato sul braccio. Questo addirittura senza completamente le braccia. Ho fatto uno stampino infradito, quindi lui contrappone il pollice con il resto delle dita e stringe, quindi resta bloccato totalmente al volante, quindi lui guida col piede il volante di una macchina. E quando mi arrivavano i psicologi erano molto più depressi di me, anche perché avevo tutte le ossa fuori, sia delle gambe che delle mani, senza il naso, faceva un po' schifo insomma da vedere, quindi quando mi arrivava il psicologo dovevo io aiutare lui. Dopo, quando mi sono messo in piedi, anzi ancora prima di mettermi in piedi, perché io sono andato in moto ancora prima di camminare, e difatti ancora quando ero in carrozzina, io magari gli amici che vengono a trovarsi, sai, quelli che correvi in moto come prima, cioè mi vedevano così, ma avevo anche tutte le ossa fuori, ero proprio sfasciato, e dicevo vorrei farmi una moto, andare in moto, e mi prendevano per pazzo, nel senso, ma non è che me lo dicevano, lo capivi, cioè, ma sì, ma dai, cioè, ci giravano attorno e capivi che questo è scemo. E niente, l'ho detto 2 o 3 volte e poi non l'ho detto più, perché ho visto proprio che mi prendevano per scemo. E quello mi ha dato anche un input in più per farlo veramente. Adesso vado più forte di prima.
Avete visto cosa riesce a fare? Ma lui ha una grinta, un qualcosa dentro che va oltre quello che uno può immaginare. Francesca Cester, tu che gli stai vicina, nel senso che cerchi di accompagnare, perché lui è proprio una roba terribile. Lui adora le donne, però è un casinista. Allora Francesca, architetto, perché tu stai cosa facendo adesso a Fulvio? Il naso, perché Francesca? Allora, il percorso con Fulvio è iniziato qualche anno fa e di recente stiamo cercando di strutturare un team per creare un servizio e aiutare veramente le persone, tutte le persone, a rimettersi in piedi, come ha fatto Fulvio. Quindi sistematizzare anche il processo e la creazione di nuove arti per le molteplici discipline, quindi possono essere stare in piedi, ma può essere andare Vediamo sui un po' di pattini. immagini intanto che Francesca parla. Può essere, come vediamo, in moto, andare in moto, sciare, quindi dare una vita completa in tutte le sue parti a tutti. Io sono rimasta affascinata da Fulvio proprio per, come hai detto tu, il suo entusiasmo, la sua creatività, la sua intelligenza, la sua versatilità e la sua forza d'animo. E in questo mi sono fatta coinvolgere, prima mettendo a disposizione le mie competenze dal punto di vista artistico, creativo, d'immagine, e adesso sempre di più per creare un sistema e proporre una struttura che possa assolvere e dare un servizio a tutte le persone. Per ora sono stati fatti dei progetti particolari, come vediamo, per campionesse olimpiche, per casi specifici, ma perché no non estendere a tutta la popolazione che ha questa tipologia di problemi un servizio e un'opportunità. Sai Francesco, una cosa che mi ha colpito molto di Fulvio, parlando tempo fa, lui mi ha detto: a me non interessano i soldi, Mirella, io voglio vedere il sorriso sulla persona che lo aveva perso per un incidente, io voglio vederla sorridere, questo è lo scopo della mia vita. Fulvio, io so che però tu, oltre a questo, hai inventato un calzino. Prima si parlava che non c'era più questa, ma c'è il calzino direttamente. Cos'è questo calzino? Spiegalo. No, questo è il sistema che si usa oggi per montare una protesi, che mai può spiegarlo anche lui. Dopo la faremo vedere. Che praticamente, ma tuttora oggi tu per usare una protesi di questo tipo devi mettere un guanto di silicone che è di qualche millimetro, quindi tu stai dentro alla protesi tutto il giorno all'interno di un guanto di silicone che dopo 10 minuti insomma crea dell'acqua dentro, la pelle non è che stia nel migliore, è come avere un guanto in lattice molto più grosso tutto il giorno su, un po' è quello. E tu invece cosa hai fatto? L'ho eliminato. Però per eliminarlo, nel senso, non è una cosa semplice, perché devi avere una forma dell'invaso, deve essere molto precisa, nel senso difatti abbiamo il modo in cui faccio lo stampo, lo stanno copiando un po' in tutto il mondo, lo stanno vendendo, perché è nato prendere lo stampo in impressione, non in modello fasciatura da gesso come si faceva una volta. Allora Francesca, sembra facile come lui lo spiega, sì, proprio la spiegata come me l'ho fatto un calzino messo là, no. Spieghiamo un po' per quelli che sono a casa, perché Fulvio lo fa tutto facile. Allora spiega Francesca. Da parte dell'inventore tutto ovviamente sembra facile, sembra così diretto, invece c'è molto più tecnologia e innovazione in cui è contenuto in tutto ciò. Fondamentalmente l'innovazione è togliere questa guaina in silicone che faccia da cuscinetto tra la protesi e il moncone. Toglierla per poter rendere libera la persona di questa sovrastruttura che tende a rendere la pelle più sensibile, a creare fiaccature. Proprio l'altro giorno parlavo con una signora che è appunto un ospite di Fulvio e mi diceva: ora la libertà di poter togliere questa guaina che d'estate mi fa sudare, fa un ristagno liquidi, mi crea fiaccature, è una piaga sempre aperta. Ecco, Fulvio attraverso questo processo sottovuoto del moncone crea una protesi che si accompagna perfettamente al moncone, è molto leggera, per questo motivo rimane per leggerezza e per sottovuoto attorno al moncone. Poi se si vuole si può mettere un calzino di spugna come tutti quanti noi li compriamo e quindi accessibili a tutti, con i prezzi di un calzino di spugna accessibili a tutti. Pensate? Perché questa è l'innovazione, perché io mettendosi in questo mondo sono rimasta stupita dal fatto che è stracostoso per queste persone che hanno questo handicap. Tu hai un handicap e in più
hai una problematica di affrontare, di poter acquistare gli accessori che ti sono necessari per la vita di tutti i giorni. Questa rivoluzione di avere questo sottovuoto permette di sfilare e rinfilare la protesi in qualsiasi momento e non dover avere guaine di contenimento, accompagnatori, tutori che tengano insieme il moncone, la gamba e la protesi. Allora, Pierluigi Favaro, tu ti sei avvicinato a Fulvio perché anche tu hai avuto un problema. Cosa è successo nella tua vita, Pierluigi? Purtroppo ho subito un infortunio sul lavoro. Mi si è bruciato il piede e hanno dovuto amputarmi il piede. Anche il braccio? Sì, in realtà bastava togliere il piede, però invece? Per il discorso di mettere le parti meccaniche bisognava tagliare un po' più su. Perciò fino a dove ti hanno tagliato? Allora, fino a metà. Da metà. E cosa è successo? In quel momento cosa hai provato? Perché lui fa tutto facile, anzi lui sostiene i psicologi come avete sentito, cioè lui è un discorso a parte, ma in quel momento cosa hai pensato? Allora, intanto quando mi è successo non l'ho presa così tragicamente la cosa, Avete sentito? perché ero ancora vivo, perché ho subito una folgorazione. Bravo. E... Che emozioni, Pierluigi, caro. Allora, andiamo avanti perché sono emozioni forti queste, guardate, io le sto vivendo con loro e vi posso assicurare, sono dei traguardi, loro stanno vincendo una guerra grazie a Fulvio che la vinceranno. Allora, Francesca, il problema è che Fulvio non dà importanza più a niente. Cioè lui è il suo lavoro, quando vede la gente felice, se voi entrate in questa stanza dove lui proprio il genio si vede, perché lo vedi come lavora, è un'altra cosa. C'è la serenità, l'allegria, la voglia di vivere che lui trasmette a tutte queste persone che arrivano a lui disperate. Ma tu adesso mi stai dicendo che stai facendo il naso nuovo a Fulvio, perché hai deciso, chi ha deciso? Fulvio o hai deciso tu del naso nuovo? Me l'ha chiesto lui e io vuoi mi il ci naso sono messa nuovo? anima a cuore. Perché vuoi il naso nuovo, Fulvio? Non si vede perché? No, non sei male, Da come io ti ho visto anni fa non sei male, Però per niente è cresciuto anche bene, però vuoi cambiare? Un po', dai. No, ma perché sosteniamo? Perché accontentarsi? Avete capito? La vita non è accontentarsi. Noi vogliamo dare il massimo a tutti. Bisogna che ritorni in una condizione di autosoddisfazione, di piacersi. Non è solamente la protesi o non protesi, è poter godere la vita giorno per giorno, essere liberi. Questo è importante. Ci riesci? Dai che ce la fai, dai. Sono arrivato a conoscere Fulvio così, perché un'amica è andata a una festa, ha visto... Sì, perché lui va sempre a feste. Ha visto questo personaggio, però non sapevo il numero di telefono, nome, cognome, ho guardato in internet e sono riuscito a beccarlo. E lui quando ti ha visto cosa ti ha detto? Intanto ho voluto vedere come camminava, cosa faceva. Cioè, ti sembrava un po' strano, vero? Dì la verità. Io già avevo la mia protesi, tranquillo, però siccome non mi accontentavo della situazione, appunto come diceva Francesca, che appunto è un disagio tenere sta cosa, questo manicotto, questa cuffia di silicone, in quanto d'inverno è sopportabile, ma d'estate il sudore insomma crea problemi. Ho visto Fulvio con questa situazione qua, che solo col calzino riesce track in fila e via, per me la mattina è diverso, cioè devo infilare, aspettare che vada dentro, che esca l'aria. Invece col calzino? Col calzino infili e vai. Fa conto, è come, per esempio, succede, sei a casa, sei a letto, tranquillo, senti un rumore, cosa fai? Aspetta, devo mettere la calza, tira e molla e insomma... È legittima difesa anche il calzino perché lo infili subito. Infili e vai, no? Hai capito? Hai creato anche legittima difesa col calzino. Hai visto quante cose riesci a fare? Senti Fulvio, però nella tua vita, siccome lui è un buono, nel vero senso della parola, proprio una bontà d'animo incredibile, tutte queste cose, però qualcuno è arrivato. Noi l'abbiamo già visto in altre situazioni.
La bontà paga o non ripaga per niente? Beh, insomma, c'è anche il detto che lo dice, no? Dai, dillo. No, dai, non lo dico neanche. No, dai, dillo, dai. Come si dice qua? Il Massaboni Massa bon, e 3 volte esatto. furbon, diciamo, dai. No, diciamo furbon no, così. al contrario. Appunto, ma non possiamo dirlo. Francesca, questa bontà che traspare dai suoi movimenti, da quando ti guarda, da questo scherzo, che lui ha sempre sto scherzo, questa voglia di prendersi anche un po' in giro. Questa autonomia è una grande una forza. cosa grande che ha Fulvio, E veramente. forse è anche quello che l'ha rimesso in piedi, oltre alla forza di volontà, l'autonomia, non prendersi troppo sul serio, è anche quello che comunica, secondo me, ai suoi amici, perché non possiamo dire clienti, non possiamo neanche parlare di pazienti, parliamo di amici. Comunica proprio questa volontà di andare oltre, di comunicargli una positività in tutto quello che fa. Certo è che lo rende vulnerabile, perché una bontà, una generosità, purtroppo, con alcune persone in questo mondo, è anche vulnerabilità. Ed è per questo che si circonda e stiamo cercando di strutturare un team che in qualche modo lo protegga e aiuti a incanalare tutta questa energia che, come si sa, come un fiume dirompente tende ad avere tanti rivoli, rompe gli argini e tanti rivoli. Per incanalarla e renderla veramente efficace c'è bisogno di un team, come dappertutto, con diverse competenze e potenzialità, ed è quello che stiamo cercando di fare. Allora, questa gentile signora, vedete, bellissima, ma soprattutto anche lei un genio, ha inventato, la prima cosa che ha inventato, cosa è stata, Francesca? No, allora, io ho fatto alcune piccole invenzioni in proprio, e poi collaboro da molti anni con l'azienda De Longhi, e quindi per lei ho fatto vari progetti, brevetti, la Tabat, una scopa elettrica multifunzione, ma altre cose, un rishow a pedalata assistita alimentata a pannelli solari, un po' di cose, ma non siamo qui per parlare di quello che ho fatto No, io. è giusto parlare, sono perché è piccole una donna, anche lei, proprio questa invenzione ce l'hai dentro, perché io Sì. ti conosco, lei crea, lei deve creare qualcosa e non poteva non incontrare Fulvio, perché sarà un team eccezionale. Pierluigi, sentendo Francesca, vedendo Fulvio, ma soprattutto frequentando questo laboratorio, cos'è che ti colpisce quando entri? Cioè la sicurezza di riuscire a farcela ancora di più, e soprattutto i costi, che non sono più dei costi elevati, che non permettono, come diceva Francesca, di dire io non potrei mai avere questo prezioso calzino oppure questa preziosa protesi. Quello che mi ha colpito è diciamo, la facilità di trovare le soluzioni. Per esempio, io non entro nei particolari perché un po' anche ho un po' aiutato Fulvio in certe cose. Mi ha colpito il suo ingegno nel trovare la centratura, perché come si vede la protesi sembra un bicchiere col tubo e basta, semplicemente, però per arrivare a quella posizione lì c'è bisogno di qualcosa di veramente, ecco, che non si trova in giro. Ascolta, tu ti sei emozionato prima perché stai vincendo una guerra, stai facendo queste battaglie, qui c'è anche la moglie che lo ha accompagnato. Quanto importante è sentirsi liberi, cioè fare quello che facevi prima, non avere impedimenti? Questo è fondamentale per le persone, per tutti, non solo le persone attive, ma anche per quei sedentari. Diciamo, anche ancora quando ero in ospedale, che si è presentato, allora, cercavano di salvare il più possibile. Guardate le immagini che stanno scorrendo sempre, sì. lui fa tutto. Sì. Parla pure. Ero in ospedale e mi hanno fatto 3 interventi, amputazione sempre progressiva, e a un certo punto bisognava tagliare una certa situazione. Si è presentato il chirurgo con lo psicologo e non sapevano come presentarmi la situazione, e quando mi hanno detto guarda, c'è la possibilità, tagliando qui, di avere tutto quello che vuoi dopo, che puoi camminare come prima. Io ho detto senza problemi, fai. Certo. Avevano più problemi loro a dire a me che a decidere. Sì, io ho sempre pensato che una soluzione c'è. Dopo sono andato, dove è andato anche lui a farsi le protesi iniziali, e
lui ancora lo conoscevo e andavo avanti con la situazione così com'era, con questo problema di questo silicone a contatto Che con la crea gamba. veramente dei grossi problemi. Crea piaghe, insomma, quando hai problemi, e il chirurgo mi diceva per un tot di ore al giorno dovresti stare senza protesi. Io col cavolo. E come fai? Esatto. E invece no, io ho continuato sempre aggiustandomi le cose, che sarei anch'io così. Come Perché lui trasmette anche poi questa voglia di fare un qualcosa in più. Angela, sentendo Fulvio, Francesca, Pierluigi, cosa ti senti di dire? Mamma, coraggio, La dai. cosa che mi sento di dire che c'è troppa cattiveria, se dovrei vivere di più queste realtà qua e se capire capire di più la vita come che è. E se purtroppo viviamo ancora in un mondo non troppo sereno, diciamo, che dopo a fine non ne rende sereni neanche a noi altri, che abbiamo i nostri problemi alla fine. Invece lui è sereno, l'hai visto? Io sono un mostro, non so come definirlo. La serenità che tu... Ma mostro in ben, dai. A veneziano, Non sei da tutti i giorni senti queste robe. Cioè, è la prima volta. Tu cosa dici? Eri emozionato prima, penso che sarai emozionato anche adesso. Abbiamo visto e sentito una cosa incredibile, questo uomo che si è ricostruito da solo. Veramente incredibile, perché io sono motociclista e non mi immaginerei mai, se dovesse succedere qualcosa, che rimanessi senza una mano, un braccio, una gamba, a rinunciare alla moto che pari alla musica e alla famiglia per me, che mi piace tantissimo. E veramente ha una forza d'animo che, se più di qualche persona l'avesse, certi problemi non esisterebbero per niente. Cosa riesce a fare Fulvio? Cosa riesce a trasmettere? Addirittura avete sentito, lui sosteneva dei medici, perché solo a vedere faceva malinconia, siccome lui ha la gioia di vivere, diceva guarda qua, cosa che mi viene dentro, meglio che cambiamo pagina perché sennò c'è una depressione. E tu Sara cosa vuoi dire? Da ragazza giovane, cioè questa ricerca, questa tecnologia, voi ragazzi che tecnologia e ricerca ne masticate molto, cosa vuoi dire a Fulvio e a Francesca? Che è proprio una bella invenzione, perché appunto per dare la possibilità a tutti di riuscire a fare le cose che gli piacciono, quindi è proprio una bella invenzione, una bella cosa. Sì. Una bella cosa. Allora Fulvio, adesso che hai sentito anche un giro, nel futuro cosa hai intenzione di fare? Hai intenzione di fare anche qualcos'altro? Sì, andare in ferie. Io penso che non ti lasciano, perché lui ha gente da tutta Italia che viene, è vero Fulvio? Perché c'è il gente, passaparola, adesso lui riesce a fare, forse perché proprio le prova nella propria pelle, come si suol dire, e lui sente cosa ha bisogno la protesi, essere migliorata. Quanto importante è per te capire? Io ho visto quando vengo a trovarti nel tuo studio, cioè che metti li alzi, li abbassi, il millimetro, il virgola del millimetro, quanto importante è capire, tu con l'occhio vedi già di cosa ha bisogno quella persona e cos'è che non va. È l'assetto, perché il corpo non è una macchina che ha dei punti, il punto devi vederlo più o meno a occhio, perché non hai un sistema, oddio ci sono, ma non è che non hai un punto di partenza preciso, perché se uno ha la panza, uno non ce l'ha, cioè cambia completamente l'assetto e quindi devi individuare qual è il punto d'appoggio. E tu lo vedi subito come... Io ho costruito uno strumento che lo fa. Senti te? E con quello mi aiuta molto a portare in centro le persone. Ma hai brevettato? Questo no ancora. Ma anche perché con me i Cercano di non brevetti ho aspettare poco tanto, feeling perché le coi esperienze brevetti. sono state Di solito alquanto negative, sì, perciò, quasi tutti negativi. Ecco, quasi ma tutti perché negativi. bisogna seguirli, adesso abbiamo una signorina che pensa lei a aggiustare le cose. Per fortuna Francesca, E che se io ne con le intende. scartoffie non sono proprio un genio. Non sei un genio con le scartoffie, vero Niente. Fulvio? Ma secondo te c'è troppa burocrazia, Fulvio? Anche tu che stai facendo queste cose, anche per aiutare il prossimo, dovresti essere un po' più aiutato? C'è un po' un mondo chiuso, secondo me, molto chiuso, molto chiuso. Molto chiuso, dici Sì, tu. non puoi... Sì. Tu fai una buona azione, è una buona cosa, fai fatica a farlo capire. Francesca, cosa vuoi aggiungere a quello che dice Fulvio? Come nel mondo dell'economia ovviamente ci sono molti interessi, dappertutto, no? E purtroppo il mondo ad oggi procede anche in questa maniera.
Io credo che facendo le cose correttamente, rispettando le persone, ci sia spazio anche per l'innovazione sana e pulita e bisogna cautelarsi ovviamente, bisogna strutturarsi per dare un servizio certo e sicuro, però non bisogna mollare. È vero che ci sono colossi nel mondo della sanità e in molti ambienti con molti interessi, però ci si può fare, si può riuscire. Io sono un ottimista sempre. Bisogna essere tosti. Bisogna essere tosti, bisogna essere determinati, bisogna ovviamente essere strutturati e proseguire con un determinato tipo di metodo, no? Come in tutte le cose. Sì, però Francesca, io conosco la storia di Fulvio, l'abbiamo letta, l'abbiamo vista in varie situazioni, però non c'è mai quella che gli faccia dire finalmente qualcuno ha capito quello che sto riuscendo a fare per gli altri, per far spendere meno soldi, per avere la felicità, per avere la libertà. Perché questo secondo te ancora adesso facciamo fatica a farlo capire? Che non è una questione di soldi quella di Fulvio, guardate bene che io lo conosco, beh, se ve lo dico io, non è una questione di soldi, è una questione proprio di libertà, di aiutare il prossimo a migliorare dopo questi incidenti oppure queste malattie tremende che purtroppo a qualcuno capita. Secondo me c'è un problema di fondo che di base Fulvio, come tutti i creativi, e siccome nel mio piccolo lo sono anch'io, lo comprendo, ha difficoltà a essere incanalato e strutturato. Infatti io ringrazio l'azienda per la quale ho lavorato tanti anni e per la quale lavoro, proprio per avermi aiutato a incanalare tutte queste energie e a strutturarle. Ovviamente si rischia di essere dispersivi quando si è molto creativi su molteplici fronti. Bisogna finalizzare un percorso e cercare di sistematizzare anche tutto il percorso per poterlo rendere efficace ed esportabile. Il problema è anche la riproducibilità, l'esportabilità, la sistematizzazione, creare un sistema per il quale noi possiamo mettere in piedi tutte le persone. Non solamente l'eccezionalità di Fulvio, che potrebbe stare in piedi anche solo per la forza di volontà. Scusami se ti chiedo una cosa, ma i fondi europei, quando dicono portate i progetti, abbiamo i soldi, nessuno viene a prendere, tu che hai provato, ci vuoi spiegare come mai questi soldi poi su progetti eccezionali come questi di Fulvio non arrivano? Io non sono così esperta, diciamo, avevo provato per quel piccolo progetto che mi ha visto coinvolto, che tu conosci bene, non è così facile accedere ai fondi della Comunità Europea, bisogna fidarsi molto spesso delle agenzie che capiscono i meccanismi e incanalano il flusso. Fondamentalmente per le persone comuni c'è talmente tanta burocrazia che un po' annichilisce, e anch'io non mi sono fermata proprio perché come persona che ama fare, da buona veneta, ama fare, ama produrre, quando inizia a passano i mesi, gli anni in questi meandri della burocrazia, tendi anche a un po' perdere la dinamica, perdere un po' l'abbrivio che avevi all'inizio, e quindi ti dedichi a cose che vengono finalizzate e danno subito un risultato. Quindi io penso anche meno voli pindarici, di accedere a fondi particolari, cerchiamo di costruire qualcosa per le persone, con le persone, fin da subito. Ascolta Francesco, un'altra cosa che volevo chiederti, adesso c'è un nuovo governo, l'Europa dovrebbe ripartire e forse c'è la possibilità di arrivare. Secondo te Fulvio ha le carte in regola per arrivare a questi fondi? Beh, diciamo che è una domanda retorica per me, perché se sono qui ci credo totalmente. Non mai stato. Ci credo totalmente, assolutamente. Magari faccio un appello, avremo bisogno di qualcuno. Fai l'appello Francesca, perché lui non lo farà mai. Lo faccio io per te, che conosca le dinamiche, conosca i meccanismi meglio di noi, perché noi siamo attuatori più che facilitatori, e che ci possa coadiuvare per accedere ai fondi e per, diciamo, creare una struttura più complessa, più ampia e più aperta a tutti e comunicata verso tutti. Perché io penso, in un momento poi di crisi pazzesca, dove i soldi nelle famiglie sono veramente pochi, dove avete sentito Fulvio riesce a fare la manina a quella bambina che l'ha persa
il piede, riuscire a farli giocare, a sentirsi liberi, ma vi rendete conto, con dei costi bassissimi, che una volta era impensabile, perché hanno dei costi, io mi ricordo una volta con Fulvio che si parlava, no, lo esagero perché me l'hai detto tu, diceva sono delle cifre pazzesche quelle che chiedono, non è possibile continuare con queste cifre. Allora io mi domando, non sarebbe il caso di ripensare e di aiutare questo genio, perché lui è veramente un genio, pensate, da meccanico che era, lui aveva le macchine, queste macchine, le moto, però pensate cosa è riuscito a fare da solo, con il suo ingegno, con la sua intelligenza, sempre a studiare, ad andare avanti, a provare giorno, notte, finché riusciva a capire qual era proprio il meccanismo per far funzionare queste protesi. Fino adesso quante protesi hai fatto, Fulvio? Ne ho fatte un po', chi se lo ricorda? La cosa più difficile è fare il piede, la gamba o la mano, Fulvio, o il braccio? Sulla mano abbiamo, come sulla moto, la moto è la gestione della forza dell'ancoraggio, che è una cosa che non serve per usarla come mano, ma solo per guidare, per cambiare, per frenare, per tirare la frizione. Quindi con una mano sola arrivo a fare 7 movimenti, più veloci come si vede di una persona normale, perché hanno delle sequenze, quindi non è una cosa da pensare come potrebbe essere complessa da dire, ma molto semplice da fare. Quindi sulla mano adesso ne stiamo facendo, Francesca ne sta facendo una che è una vera e propria mano che serve per far muovere 3 dita mancanti. Quello che ho fatto io, come sulla moto, che è la prima patente al mondo e tuttora ancora l'unica, che l'unica? È l'unica patente al mondo tuttora, senza 4 arti, non esiste ancora un'altra. Nonché l'Honda, anche come moto, è l'unica, perché l'Honda non rilascia nulla osta, quindi ho dovuto rifare il meccanismo senza modificare la moto, perché non avevo un arto buono da poter spostare i comandi su quello buono, non ne ho neanche uno, quindi ho dovuto ricostruire tutto sopra senza toccare la moto. Vabbè, tornando indietro, di cosa stavamo parlando? Delle mani, quindi per guidare bici, moto, canoa. Adesso ne stiamo facendo proprio una mano vera e propria, e dopo tutto il resto il lavoro grosso è sulle gambe di solito. Sulle gambe, perché se ti manca la mano ti muovi lo stesso, se ti manca la gamba è più complicato. Ascolta Fulvio, quando vedi questi bambini che cominciano a rivivere, a giocare, questi anziani, ma questi anche giovani, io ho visto tantissimi giovani, proprio questi incidenti stradali che li distruggono, però tu dai questa speranza di riuscire a ritornare in piedi, perché è quello importante, riuscire a fare quello che si faceva. Cosa provi dentro di te? Dici, ma quanto bravo sei stato? Non ti dirà mai, però io te lo chiedo, ma quanto bravo sei stato a fare sta roba? No, bravo no, non lo dico mai, perché c'è sempre da migliorare di continuo, non arrivi mai a un punto che dici no, perché ti arriva sempre un altro che ha il problema in più, e quindi non arrivi mai a una fine di dire ho fatto tutto, non c'è fine. È sempre da migliorarsi. Questo è un problema. Pierluigi, dopo aver sentito ancora queste parole, tu che stai appunto cercando di andare più avanti, cosa vuoi dire? Voglio dire che è un genio. È un genio, È un genio. È un genio e trova soluzioni a tutte le cose. Qualsiasi cosa, tu vai da Fulvio e lui riesce... Lui, bene o male, trova la situazione giusta per ogni problema. Pensate, avete sentito cosa ha detto? Sì, sì. Sì, sì. E Ma guarda, lui sa già che da quel cervello lì uscirà qualcosa. Da questo dici Pierluigi, sì. Da questo. Dove ce l'hai il cervello? Dappertutto ce l'hai dappertutto il cervello? No, veramente, perché ho avuto modo di, anche il congegno che ha messo in atto per la situazione là, insomma. Ascolta Fulvio, facciamo anche di prezzi. Cosa costa una protesi normale? Diciamo normale, poi non so neanche come chiamarla. Cioè una protesi, diciamo, ecco, quella che stai facendo magari, che costi hanno? No, io non parlo di prezzi standard, più o meno di standard, parliamo degli altri, non di me. Caro, non vuole parlare degli altri, prezzi standard. No, perché costo di più, perché no. No, la protesi standard va da quelli AS, sono dai 2.500, 3.200, dipende dal comune, perché
e quelli gli vanno dai 6-10.000, arrivano anche a 70.000, Pensate, 80. questi sono i costi standard. E il calzino che tu hai inventato cosa costa? Un calzino che è una cuffia di silicone, costa dai 300, quella più base, fino ai 1.300. Sempre costo standard? No, c'è varie marche, vari modelli, dai 3 ai 1.300 un calzino. Avete sentito, avete visto, capito bene la differenza, perché l'ha spiegata, voi siete stati attenti, ha spiegato questa differenza. Ma secondo te, Francesca, che di queste cose le sai benissimo, cosa c'è? Questa filiera, cioè è diventata una filiera anche queste protesi, sono una filiera? Penso che siccome vengono create come pezzi esclusivi e come tali non c'è un vero e proprio mercato di riferimento e quindi non c'è una calmierazione di prezzi. Ovviamente per questo motivo i luoghi dove vengono create creano il prezzo ad hoc per la persona ed è così. In più si usano materiali con un certo costo intrinseco e quindi ha determinati costi. L'innovazione di Fulvio è creare idee innovative che tendano a supplire il costo del materiale. Il meccanismo che mette all'interno o i giunti che mette all'interno sono così innovativi che non necessitano più del materiale. Guardate cosa fa, guardate con gli sci, guardate. Qui c'è un brevetto anche su questo, che è un brevetto che non è fatto un brevetto per disabili, ma è per normodotati. Per chi va a sciare, sappiamo che i sci convergono sempre all'interno, quindi se uno non sa sciare, appena parte incrocia gli sci. Questo congegno che ho sotto i piedi fa l'esatto contrario. Se lo sci converge perché magari prende un Scusa Fulvio, ma con quante facilità riesci a imboccare che quelli normali, prima di mettere su un scarpone che metti un'ora, ma veramente? Cioè tu vai, tac, là, pronto, parti. Ma anche perché io non ho lo scarpone, io se cammino vado con gli sci per me è uguale, non mi cambia niente. Sì, ma la facilità con la se quale... metti i pattini è come camminare. Guardate per i me. pattini, ecco. Perché ho sempre lo stesso scarpone, non è che lo cambio. Sì, ho capito Perché io, sia però che con una parti o che facilità cammino, che è uguale. incredibile. Guardate cosa fa. Cioè, robe da non credere. Giuseppe, cosa dici? Robe da non credere. Io ho bisogno della sua protesi. Hai bisogno della sua protesi, Giuseppe. No, ma tutto questo che vedi è parte, non è che io sono bravo a fare quelle cose, ma è la parte meccanica, anche con gli sci, soprattutto con gli sci, è la parte meccanica che mi dà la possibilità di fare questo. È vero, però giustamente sarà anche la di Francesca, No, perché lui è chiaro che devi aver voglia di farlo. Però, da quello che ho capito io nel mio piccolo, è proprio questa l'innovazione. E tutti conosciamo Fulvio come il personaggio Fulvio, quindi sembra che possa fare tutto, qualsiasi cosa, Superman. e sia lui Superman, e sia lui Superman. Invece il bello di Fulvio non è quello che fa, è quello che cosa riesce a creare e ideare. Le innovazioni delle sue protesi, ma anche di tutti i meccanismi che ha inventato, è il fatto che possono rendere tutti normodotati o ipodotati Superman. È quella l'innovazione, non è tanto la spettacolarità dello sciare, non sciare, pattinare. Però questo corpo che lui accompagna Francesca in maniera così fluida, ma sicuramente lui è dinamico, però è anche proprio il meccanismo. No, dico, è comunque la parte meccanica, perché tu quando hai un assetto a posto e tu puoi anche dormire sopra il pattino, sopra lo sci, è come se avessi i piedi, no? Perché non hai... Guarda Angela come ti sta guardando. Cioè, te lo spiego, non so, è difficile da capire. Tipo, quando io scio, una persona normale deve supportare questa convergenza e convergere all'interno con i muscoli, quindi tirarli verso l'esterno, cosa che io non ho. Quindi io posso andare giù col muscolo rilassatissimo, come se fossi in piedi normalmente, senza avere nessun muscolo che tira. Che non è una cosa da poco, perché dopo diventa tutto più veloce l'automatismo, diventa più leggero. Perché quando fai la curva cambia il peso. È un discorso un po' complesso da spiegare, ma è importante la parte meccanica, è quella, perché se a me mi spostano di 2 mm l'assetto, io cado dopo 2 cm. Avete sentito? Basta quel poco di millimetro. No, funziona, ad esempio con lo sci funziona come l'automobile, hai di gioco 2 mm dal centro, come con gli sci. Col pattino la convergenza funziona come il rapporto di marcia, quindi prima, seconda, terza. Con lo sci funziona come assetto, come una macchina, cioè sono cose un po'
difficile da spiegare. È il meccanismo che diciamo compensa il fuori asse, è il meccanismo in sé che aiuta questa convergenza. E perciò Che fa non sì è che così poi... banale come potrebbe sembrare, ma è importantissimo. Avete sentito? Ascolta Fulvio, cosa ne pensi dei vaccini? Allora penso, io sono, penso chiarissimo, perché finché non hai i numeri di quelli vaccinati, nel senso dei malati, quelli curati, quindi ci vogliono i numeri di chi è stato male e di chi è morto, di chi è guarito, e i numeri di quanti danni ha fatto il vaccino. Allora finché non hai quei due numeri in mano, penso che nessuno possa parlare di vaccini. Avete sentito cosa ha detto Fulvio? Allora adesso noi ci prendiamo un attimo di riposo, perché? Perché andiamo a Bassano, Tracce, domenica, andiamo a vedere. Allora, questa è la manifestazione Tracce che si è svolta ieri, domenica 9 giugno, a Bassano. Cos'è questa manifestazione? È una manifestazione del volontariato, dove da anni noi partecipiamo, e io sono onorata di partecipare con tutte queste associazioni, sono veramente tante, che cercano di aiutare il prossimo. Voi non avete idea la bellezza di vedere tutte queste associazioni riunite, tutti che cercano di dire proprio quanto importante è il mondo del volontariato, quello che dà il volontario, cercano di recuperare dei soldini per aiutare sempre delle persone in difficoltà, delle situazioni in difficoltà. L'accoglienza che mi hanno fatto, guardate, è stata una cosa commovente nel vero senso della parola. Voi avete visto le Ferrari, era il nostro tavolo, queste Ferrari, queste macchinette che questo collezionista mi ha regalato, perché io ho detto, quando mi hanno dato il microfono per presentare questa situazione che anche noi veneti schiacciati dalla crisi stiamo vivendo, ho detto che io ho portato le Ferrari perché per me tutte quelle associazioni che partecipavano e che tutto il giorno sono in prima linea sono delle autentiche Ferrari, sono delle Ferrari numero uno, delle Ferrari meravigliose che aiutano il prossimo. Angela, anche tu come aiuto, poi vedremo, voi avete visto le case Ater, queste mamme, coraggio, però anche tu so che nella solidarietà ci sei e aiuti molto. Cosa vuoi dire? Sì, specialmente anziani e persone sole, perché mi fa tenerezza, la solitudine. Il mondo, sì,
vedo la generazione di adesso che è diversa da mia, cosa ero giovane, e vedo tanto, non che c'è più valori, non che c'è rispetto per queste persone. E niente, che abbiamo creato un punto di ritrovo che al pomeriggio dai 4 alle 7 si è aperto tutti i giorni e che c'è l'anziano che c'è solo, che abbiamo fatto tipo baretto, così il ritrovo, ciaccoemo, baruffemo, parliamo, cantiamo, facciamo feste. È un punto per trovarsi. Di fare un po' allegria. Allora Sì, però... guardiamo il prossimo servizio e poi continuiamo. d'oro cantata da un coro stranissimo, non ve lo presento perché lo dimenticherete subito. Polita e Mirella, accompagnati con dal duo di Bassano Lorenzo e Amabile, in diretta dalla Piazza Libertà di Bassano del Grappa. ecco, l'ho fatto tutto. Via, si parte. Scolpita in un tronco che avete un bel pastorello, dall'entrare di quella cappella le guarda la valle, poi qualcuno colori e pennello l'han dipinturata, ora è il simbolo di ogni viandante che passa di là. Siamo ritornati in studio, ma avete visto, io pur di far contente le persone, e tutti che gridano, dai Mirella canta, e dai, loro hanno detto che sono bravissimi, posso fare qualsiasi roba e ora mi dice che sono sempre brava, non so, mi si innamorai di Mirella, ma proprio guardate, una roba, brava, brava, sembrava che avessi cantato solo io, invece avete sentito che bravi, ma soprattutto l'emozione di sentire anche gli anziani cantare, di vederli felici, dobbiamo pensare anche a loro, ma adesso pensiamo. Con chi pensiamo? Con Enrico Sandri, che è un altro cantante, un altro ragazzo giovane che questa sera è venuto a trovarci. Allora, io volevo chiederti anche, cosa ne pensi di Fulvio? Un esempio veramente. Fulvio penso sia l'eccezione che noi giovani
dobbiamo non vedere più come un'eccezione, ma farla diventare una realtà concreta. Questo io credo. Allora Enrico, io ho invitato anche Fulvio proprio per far capire a chi è a casa, anche che è depresso, oppure pensa di non farcela, ma è sul letto d'ospedale, sta guardando questa trasmissione, proprio il coraggio che Fulvio riesce a trasmettere, di dire ragazzi possiamo farcela, non abbattetevi perché ce la possiamo fare. Quanto è importante per un giovane, magari anche dopo avete visto e avete sentito in questi giorni quanti incidenti stradali, perché diciamoci la verità, correte anche troppo, correte troppo con questi telefonini, poi ci casca il morto e non va bene. Ma secondo te quanto importante è sentire un esempio e vedere con i propri occhi cosa si riesce a fare, la voglia di vivere, la volontà di dire io ce la posso fare? Beh, Fulvio è proprio l'esempio concreto che quando si perde quella cosa scontata che è la vita normale, no? Cioè nel senso andare a fare una corsa, poter andare via in bicicletta, fare le cose che ormai diamo per scontato, Fulvio ha l'esempio di dire si può tornare esattamente come prima, anzi c'è l'esempio della sua meccanica meglio di prima addirittura, se ho capito bene. Quindi io lo prendo veramente con molta stima questo incontro. Hai avuto Davvero. piacere di averlo conosciuto? Assolutamente allora. sì. Assolutamente Mi fa molto sì. piacere, allora si sta concludendo la prima parte, con quali canzoni sentiamo e chiudiamo la prima parte? Io vi porto Avrai di Claudio Baglioni. Va bene. Sorrisi sul tuo viso come ad agosto griglie stelle, storie fotografate dentro un albo rilegato in pelle, buoni da aerei supersonici che fanno alzare la testa, e il buio all'alba che si fa d'argento alla finestra. Avrai un telefono vicino, che vuol dire già aspettare, schiuma di cavalloni pazzi che si inseguono nel mare, e pantaloni bianchi da tirare fuori, che a gesti un treno per l'America senza fermare. Avrai due lacrime più dolci da seccare, un sole che si uccide e pescatori di telline, e neve di montagne e pioggia di colline. Avrai un legnetto di cremino da succhiare, avrai una donna c'era e un giovane dolore, viali di foglie in fiamme ad incendiarti il cuore. Avrai una sedia per posarti e ore vuote come uova di cioccolato, ed un amico che ti avrà deluso, tradito e ingannato. Avrai il tuo tempo per andare lontano, camminerai dimenticando, fermerai sognando. Avrai la stessa mia triste speranza, e sentirai che non avrai amato mai abbastanza. Se amore avrai parole nuove da cercare quando viene sera, e 100 ponti da passare e far suonare la ringhiera, la prima sigaretta che ti fuma in bocca un po' di tosse, Natale dagli fuochi e candeline rosse. Avrai il lavoro da su, i carici e primi di rugiada, giochi elettronici e sassi per la strada. Avrai ricordi, ombrelli e chiavi da scordare, e avrai carezze per parlare con i cani, e sarà sempre di domenica
avrai discorsi chiusi dentro mani che frugano le tasche della vita ed una radio per sentire la guerra è finita. Avrai il tuo tempo per andare lontano, camminerai in mente, fermerai sognando e avrai la stessa speranza e sentirai che non avrai. Se amore, 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 amore avrai. Rigorosamente dal vivo Enrico Sandri, a tra pochissimo, non cambiate canale.